Lo stiamo dettagliando, ovviamente, come tutti i piani sono in continua evoluzione, ma esiste da parecchi anni. L'Italia è dotata di un piano di emergenza nucleare. Oltre 250 pagine che definiscono le procedure operative, le modalità di comunicazione alla popolazione, le attività di monitoraggio in caso di emergenza nucleare. È il piano di protezione civile che individua tre scenari: il livello di attenzione più basso, di preallarme e allarme. In questo momento ci troviamo al primo stadio, non c'è nessuna preoccupazione, tranquillizza l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccine, che poi spiega il perché del suo post pubblicato ieri sui social, che aveva suscitato inquietudine tra i cittadini. Lo scopo non era quello di creare preoccupazione, ma quello anzi di dire: guardate che siamo organizzati, sappiamo perfettamente come affrontare questa questione. L'assessore Bottaccina entra poi nel merito di quanto accaduto l'altra notte con l'attacco alla più grande centrale nucleare europea. Si tratta di un impianto di seconda generazione con reattori a prova di artiglieria convenzionale, spiega l'assessore, che aggiunge come nell'assalto dell'altra notte non siano stati coinvolti proprio gli stessi reattori. Quella centrale non è come quella di Chernobyl, che era una centrale con reattore RBMK, con acqua e grafite, mentre questa è di seconda generazione, più moderna, ad acqua pressurizzata, che prevede anche l'arresto automatico se va in crisi il sistema di raffreddamento. Nelle sedi di Verona e Belluno dell'ARPAV sono installate due centrali che monitorano ogni giorno dell'anno la radioattività nell'aria, ma anche costantemente vengono controllati acqua, suolo e cibi. Non è stato registrato nessun valore di emissione radioattiva. Nel caso durante gli scontri in Ucraina dovessero essere intaccati i reattori delle centrali nucleari, il piano è pronto con una serie di misure che coinvolgerebbero anche la popolazione, a partire dalla fase acuta del passaggio della nube radioattiva. Anche semplicemente rimanere chiusi in casa con le porte e finestre chiuse riduce enormemente la possibilità di contaminazione. Nelle oltre 250 pagine del piano di protezione civile rientrano anche le pillole allo iodio, di cui si discute molto in queste ore, da somministrare però con modalità ben precise. Vanno prese durante la fase appunto acuta, e non ha senso cominciare a prendere pillole di iodio adesso, pensando che fra 10 giorni, 5 giorni, 8 giorni, un mese succeda questa cosa. Dopodiché è una delle azioni